Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Era stata revocata la patente alle 2 vittime dell'incidente sull'autostrada Messina-Palermo all'uscita della Galleria Telegrafo. 3 le auto coinvolte in una tragica carambola. Sarebbe stata una corsa clandestina tra auto la causa dell'incidente mortale di circa un anno fa a Corleone, in cui persero la vita un 16enne ed una 18enne, 2 indagati. Caldo da bollino rosso con temperature in aumento. L'anticiclone Caronte dovrebbe stazionare per 2 settimane in Sicilia. Già all'opera i volontari della Croce Rossa per assistere anziani, ammalati e fragili. Dopo 24 anni ci hanno restituito la verità. A parlare Francesco Sceri dopo la condanna dei 2 ex caporali per omicidio volontario del fratello Emanuele Parà nella caserma di Pisa. A Catania il direttore esecutivo di Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia Costiera e di Frontiera. Siamo qui per proteggere i nostri confini, ma anche per salvare vita, in aumento i flussi migratori. Il Leotru, l'elefante simbolo della città di Catania, torna visibile al centro di Piazza Duomo. La statua è stata restaurata con i proventi della tassa di soggiorno. Calcio, l'attaccante Chiricò, primo acquisto del Catania in vista del campionato di Serie C. Corteggiato da diverse squadre, il calciatore ha rescisso il suo contratto con il Crotone e ha scelto il club del presidente Pellegrini. Buonasera, benvenuti a questa edizione. 2 morti e 3 feriti in un incidente avvenuto la notte scorsa sull'autostrada Messina-Palermo, subito dopo la Galleria Telegrafo. Le vittime avevano uno la patente sospesa e l'altro revocata. Sentiamo Francesco Triolo. Che quello sia un tratto pericolosissimo è noto a tutti. Sulla 20, l'autostrada Messina-Palermo, la Galleria Telegrafo è considerata una trappola in cui prestare la massima attenzione. Si procede ad una corsia, ancora, dopo l'incendio che portò anche alla chiusura dell'autostrada lo scorso dicembre, con dei birili a protezione. Questa notte l'ennesima tragedia era appena trascorsa l'1:30 quando una carambola di auto ha scatenato l'inferno all'altezza del viadotto Giudici, in direzione Palermo. Il bilancio complessivo è di 2 morti e 3 feriti, 2 dei quali trasportati in ospedale in codice rosso. I morti sono Maurizio Costanzo, 30 anni, di Messina, che si trovava alla guida della prima auto, e Fabio Materia, 46 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto, conducente della terza auto, su cui viaggiava anche la compagna, rimasta ferita. A bordo della seconda auto, una BMW, invece, una famiglia, padre, madre e il figlio. Secondo i primi accertamenti, una delle vittime aveva la patente sospesa e l'altro revocata. Il traffico in autostrada è rimasto bloccato sino alle 3:30 quando la polizia stradale di Messina ha deciso di chiudere il tratto interessato, facendo tornare indietro le auto in contromano e riaprendolo soltanto dopo le 8 della mattina. Questo anche per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno attivato delle squadre dal distaccamento nord e che, dopo l'autorizzazione del magistrato, hanno estratto da 2 dei 3 veicoli coinvolti i corpi e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e l'area interessata dall'incidente. Secondo una prima ricostruzione, la prima auto, un Audi, avrebbe urtato il guardrail e si sarebbe cappottata, venendo poi centrata in pieno dalla seconda e dalla terza vettura, un'altra Audi, che non sono riuscite ad evitarla. Le vittime sono i 2 conducenti della prima e della terza auto. L'incidente ripropone ancora una volta il tema della sicurezza sulle autostrade siciliane, in particolar modo la Messina-Palermo e la Messina-Catania, dove sono diversi cantieri in atto con pericolosi restringimenti di carreggiata. Sarebbe stata una corsa clandestina tra auto la causa dell'incidente mortale di circa un anno fa a Corleone. In quel tragico impatto persero la vita un 16enne ed una 18enne che a quanto pare avevano partecipato alla gara. Marco Gullà. 15 maggio 2022, 2 ragazzi di Corleone di 16 e 18 anni, Rosario Leto e Giulia Sorrentino, morirono durante un incidente stradale. A distanza di 1 anno e 2 mesi, dopo accurate indagini, i carabinieri hanno scoperto che quel tragico incidente potrebbe essere stato solo la conseguenza di una corsa clandestina fra 3 auto. E come è emerso dalle indagini, alla guida della Fiat Punto, su cui viaggiavano i 2 ragazzi poi morti, ci sarebbe stato un amico e non, come sembrava inizialmente, una delle vittime.
I carabinieri hanno notificato un avviso di garanzia nei confronti di un 19enne e di un 22enne indagati in concorso per aver partecipato a una gara clandestina e per aver provocato, con cooperazione delle rispettive condotte, la morte di Rosario Leto e Giulia Sorrentino. In un primo momento si era ipotizzato che alla guida, nonostante l'età non glielo consentisse, ci fosse Rosario Leto, al quale il padre avrebbe prestato la macchina a patto che a guidarla fosse stato l'amico maggiorenne. Dall'attività investigativa però sarebbe emersa un'altra ipotesi sulla quale stanno ancora lavorando investigatori e inquirenti. Il sedicenne non stava guidando e l'uscita di strada sarebbe stata legata a una corsa clandestina fra 3 macchine. Sull'auto del padre di Leto ci sarebbe stato l'amico 19enne, sulla seconda il ragazzo di 22 anni, mentre continuano le indagini per risalire all'identità del terzo automobilista. Indagini ancora in corso, sono diversi gli elementi che spingono a ipotizzare che alla guida dell'auto incidentata non ci fosse Leto, ma un altro soggetto sopravvissuto all'incidente. L'impatto con un trattore gli è stato fatale. Un 38enne in sella alla sua moto ha perso la vita in un incidente lungo la provinciale che collega Avola al Lido di Noto. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Nonostante il tempestivo intervento del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Nessuna conseguenza invece per il conducente del trattore, che è rimasto illeso. Cambiamo adesso argomento. Si prevede un fine settimana da bollino rosso in alcune città siciliane. Le alte temperature mettono a rischio la salute dei più fragili, che potranno rivolgersi alla Croce Rossa. Intanto la Regione vara il piano antincendio. Sentiamo Simona Mazzone. Arriva Caronte in Sicilia e con l'anticiclone africano le temperature toccheranno i 40 gradi su molte città tra sabato e domenica. Nell'entroterra si sfioreranno i 50 gradi, tanto che il fine settimana è da bollino rosso a Catania e Messina. Domenica si aggiungerà anche Palermo. Queste condizioni climatiche, che perdureranno per le prossime 2 settimane, possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto per anziani e fragili, e la Croce Rossa ricorda il numero 1520 per consigli e supporto. Il numero di pubblica utilità 1520, che è attivo tutto l'anno H24, 7 giorni su 7, in questo particolare periodo dell'anno sta ricevendo numerose telefonate da parte delle persone anziane che maggiormente sono sofferenti di questo clima così torrido, quindi si rivolgono a Croce Rossa per avere dei consigli anche semplici o ci consentono di intercettare anche dei bisogni banali, e noi molto spesso siamo anche in grado di offrirgli, tramite la nostra rete di volontariato, anche un po' di compagnia a domicilio, di telecompagnia che gestiamo direttamente dalla centrale. Allerta caldo fa rima con incendi boschivi. Nel pomeriggio un vasto incendio in zona Paternò. Le fiamme hanno coinvolto un casolare e la zona alberata, che si estende su 4 ettari di terreno. Sono intervenuti i vigili del fuoco e sono numerosi i roghi divampati già dall'inizio della stagione, sia spontanei che dolosi. In questo senso la Giunta Schifani ha approvato il nuovo piano antincendio per il triennio 2023-2025. Arrivano nuove tecnologie satellitari e grazie alla stipula di un contratto lo scorso dicembre da parte del governo sono stati acquistati 120 nuovi mezzi, 12 dei quali verranno consegnati entro questo mese. Ci fu un caso di nonnismo dietro la morte del parasiracusano Raffaele Scieri a Pisa. La sentenza arriva dopo 24 anni. 2 ex caporali sono stati condannati per omicidio volontario. Per il fratello Francesco finalmente è stata restituita la verità. Giusy Lazzara. Lele Scieri, 26 anni, non cadde da solo dalla torre di lancio della caserma Gamerra di Pisa. Quella terribile notte del 16 agosto del 1999 il paracadutista di leva fu ucciso. La sentenza della Corte d'Assise di Pisa arriva a 24 anni e condanna per omicidio volontario in concorso 2 ex caporali della brigata Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara, a 26 anni e 18 anni di reclusione. Un verdetto accolto tra le lacrime del fratello Francesco Scieri. La madre, Isabella Guarino, non era in aula. Questo restituisce anche la parola verità. La verità su quello che è successo quella tragica notte del 13 agosto del 99, dove mio fratello ha perso la vita in caserma per opera di questi 2 ex caporali.
Sicuramente è una tappa importante, ma non è ancora la parola fine. Verità che hanno cercato senza sosta i familiari. Il padre di Emanuele, Corrado, scomparso nel 2011, era convinto che fosse stato aggredito e che non si è potuto difendere da chi lo ha circondato. Ha lottato con la sua famiglia piegata dal dolore, ma forte in questi anni contro i muri di gomma che volevano mettere a tacere anche sulla dinamica di quello che era realmente successo. L'ex Parà fu vittima di atti di nonnismo. Cercò di sfuggire alle angherie dei due ex caporali che lo avrebbero picchiato anche dopo che lui era salito sulla torretta, facendolo precipitare. Il giovane Parà restò agonizzante a terra fino alla morte. Solo dopo 3 giorni fu ritrovato il suo corpo. Secondo la ricostruzione fatta dall'accusa, Zabara e Panella erano assieme a un terzo commilitone, Andrea Antico, assolto nel novembre di 2 anni fa con rito abbreviato. A dare input alle indagini anche la commissione parlamentare d'inchiesta che aveva stabilito che Scieri non si era suicidato. Subito dopo, nel 2018, riaprì le indagini l'ex procuratore capo di Pisa, Alessandro Crini, che adesso, all'arrivo della sentenza, dice: «È stata data una risposta a una famiglia che chiedeva giustizia. Occorreva fare qualche approfondimento in più sulla vicenda». 2 tonnellate di cocaina purissima del valore di $500 miliardi sono state bruciate oggi in un impianto di termodistruzione in provincia di Siracusa. Gli oltre 1.600 panetti di probabile origine sudamericana erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania la scorsa primavera al largo di Augusta. Considerato l'enorme valore della droga, per lo smaltimento è stato approntato dalle Fiamme Gialle un imponente servizio di scorta con l'intervento di unità antiterrorismo. Il direttore esecutivo di Frontex oggi pomeriggio al porto di Catania ha tracciato un bilancio delle attività dell'Agenzia della Guardia di Frontiera e Costiera per proteggere i confini e cooperare nel salvataggio di vite in mare. In aumento, ha detto, i flussi migratori. Sentiamo Emanuela Corsi. Da 2 giorni in Italia per affrontare i temi della criminalità transfrontaliera e del sostegno alle operazioni di salvataggio in mare. Hans Leitens, direttore esecutivo di Frontex, oggi al porto di Catania, sottolinea il ruolo e l'impegno dell'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera nel supportare gli Stati membri, soprattutto l'Italia, nella protezione dei confini. Secondo il bollettino di Frontex, in Italia gli arrivi di migranti nei primi 6 mesi sono aumentati del 140% rispetto allo scorso anno. Il Mediterraneo centrale rimane la principale rotta migratoria. Il numero di rilevamenti è salito a più di 65.000, il dato più alto su questa rotta dal 2017. L'Italia sta affrontando una grande sfida in termini di flussi migratori che stanno aumentando sia nel Mediterraneo centrale che nel Mediterraneo dell'Est, dalla Turchia sino alla Grecia e poi in Italia. Penso che sia importante dimostrare che siamo qui a proteggere le nostre frontiere, ma anche per salvare vite. Leitens, dopo l'incontro a Roma al Ministero dell'Interno, parla inoltre dei rapporti con il nostro paese e sottolinea: penso che la cooperazione con l'Italia in realtà sia molto buona. Messina Denaro ha chiesto e ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato nel processo che lo vede accusato di estorsione davanti al gruppo di Gioia. L'istanza era condizionata all'esame delle persone offese: Giuseppina Passanante, figlia di un prestanome del boss, e il marito che, secondo l'accusa, il capomafia avrebbe minacciato per riavere un suo terreno a loro intestato fittiziamente. Messina Denaro ha sostenuto di avere solo scritto una lettera alla donna per riavere ciò che in realtà era suo. Messina Denaro, detenuto all'Aquila, non ha partecipato all'udienza. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. È stato restituito alla città il Liotru, la statua dell'elefante, simbolo di Catania, sottoposta a lavori di restauro. Per noi c'era Orazio Longo. Piazza Duomo a Catania si sveglia così, ultimi ritocchi per la cerimonia prevista per metà mattina. Dell'elefante si vede solo la proboscide, ma curiosi e turisti sono in attesa che venga tolto il velo. Cosa aspettate? Di vedere un bel restauro. Dei miglioramenti. Pronti per immortalare? Siamo qui per questo. Siamo in attesa dell'elefante, siamo appena arrivati. Sindaco, torna l'elefante a Catania.
diciamo che ogni città si riflette nella sua memoria e l'Elefante è un punto certo. Non avrei pensato quanto potesse mancare il nostro Liotro ai catanesi se non avessi colto le richieste pressanti. Ma quando è che scumighiamo? Il Liotru, come viene da tutti riconosciuto, l'Elefante di Piazza Duomo, è il monumento simbolo di Catania, con la sua fontana alla base dell'apparato marmoreo, ora completamente rigenerato. I lavori di restauro erano iniziati lo scorso aprile, oggi la consegna, ed ecco la differenza tra prima e dopo. Sono state analizzati le tipologie di marmi, il grado di degrado dei marmi, una sfida grossa che abbiamo affrontato, l'abbiamo risolto e siamo riusciti a ripristinare l'impianto idrico. Il prossimo intervento di immediata esecuzione sarà quello del rifacimento della pavimentazione, che faremo sempre in house, sempre sotto l'alta sorveglianza della sovrintendenza di Catania. I lavori di restauro sono stati finanziati con la tassa di soggiorno, ma non solo Piazza Duomo. Interventi di riqualificazione sono in programma infatti da lunedì prossimo, come annunciato dall'assessore alle manutenzioni Petralia, per la pulizia delle caditoie e dei tombini in città. E per migliorare ulteriormente il centro storico, multe in arrivo per chi non rispetta il decoro urbano. Lotta a chi sporca, a chiunque mette in atto comportamenti in contrasto col decoro, con la vivibilità, con la decenza urbana, come ad esempio l'occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali e di arredi urbani. 100 euro di multa per chi imbratta con spray o vernici. E quanto stabilisce un'ordinanza del sindaco di Catania Enrico Trantino a garanzia della vivibilità urbana e della percezione di sicurezza nella città, sotto attenzione in particolare il centro storico. In base a questa iniziativa non si potrà stazionare nelle zone interessate dalla movida consumando bevande alcoliche al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi autorizzati, emettendo schiamazzi e creando molestie agli altri avventori. Una risposta anche alle numerose richieste dei residenti che in diverse occasioni si erano lamentati della invivibilità in alcune zone della città, soprattutto a tarda sera. Purtroppo alcune condotte si ripetono, ha spiegato il sindaco Trantino. Abbiamo pensato allora a un'ordinanza sindacale per arginare i fenomeni che sono in contrasto con la vocazione turistica della città e il suo patrimonio storico. Con un'altra ordinanza è stata vietata dopo le ore 21 la vendita di bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro e lattine. Innovativa scoperta archeologica a Selinunt, una struttura lunga 15 metri è stata individuata per caso a pochissima distanza da quella che doveva essere la darsena collegata al mare. Potrebbe trattarsi di uno dei due porti. Secondo gli esperti, il ritrovamento potrebbe far riscrivere la topografia di una delle più importanti città del tempo antico nel Mediterraneo. Ditelo al vostro TG Sicilia e Sicilia 24 vogliono essere ancora più vicini agli ascoltatori. Vi invitiamo dunque a segnalarci le cose che non vanno e che secondo voi meritano denunce. Tantissimi messaggi arrivati dopo il nostro servizio sulla fognatura a cielo aperto a Librino. Continuate così con altre storie e altre località anche da tutta la Sicilia. Scriveteci al 342 74 55 005. Ci occuperemo delle vostre segnalazioni H24, ditelo al vostro TG. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calciomercato. Cosimo Chirico è infatti il primo acquisto del Catania in questa sessione estiva di calciomercato. Sentiamo Angelo Gagliano. In città da qualche ora Cosimo Chirico è pronto per la nuova avventura in rosso-azzurro, corteggiato da diversi club, alcuni dei quali anche di Serie B. L'attaccante, che ha rescisso il suo contratto con il Crotone, alla fine ha preferito il club del presidente Pelliga. L'ingaggio di Chirico è il primo acquisto del Catania in vista del prossimo campionato di Serie C e rappresenta un colpo di prima fascia. La sessione estiva della campagna trasferimenti comincia dunque sotto i migliori auspici. Ultima stagione a Crotone, Chirico ha al suo attivo oltre 300 presenze in Lega Pro. Negli ultimi anni è stato sempre tra i protagonisti in tutte le squadre in cui ha giocato. Lo scorso anno ha realizzato 14 gol e 39 gare proprio con il Crotone. Adesso è pronto a dare il suo contributo alla causa rossa-azzurra. Il mercato del Catania già nelle prossime ore farà comunque registrare ulteriori nuovi ingressi. Il DS Antonello Laneri sta lavorando per assicurare a Tabbiani una rosa di alto profilo, della quale dovrebbe fare parte anche Marco Chiarella, che in Serie D lo scorso anno ha fatto molto bene ai piedi dell'Etna. L'operazione è in via di definizione. Il Pescara, vista la volontà dell'esterno d'attacco di proseguire in
rosso-azzurro è pronto ad assecondare il desiderio di Chiarella. L'ex Pordenone Roberto Zammarini è un altro obiettivo del Catania. Il 27enne centrocampista arriverebbe a parametro zero ed ha il gradimento di Tabiani per la mediana. Sempre in mezzo al campo, il club etneo è sulle tracce di Riccardo Ladinetti, ex Cagliari e Pontedera. Il ritiro degli etnei, lo ricordiamo, scatterà fra una decina di giorni. Facile ipotizzare dunque che già nelle prossime ore saranno annunciati altri rinforzi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.